Oggi di Liku, quartiere Marina di Cagliari, ennesimo ritorno, adesso vi farò vedere. Partiamo e accompagniamo con questo Costamolino, è dell'annata del 2019, quindi è in annata. Adesso ci porteranno anche, eccolo qua, voilà, perfetto per tenerlo in fresco, così siamo veramente a posto. Mazzancolle con olio e limone, poi abbiamo del tonno, insalata di tonno alla, alla cagliaritana direi, perché ci sono finocchi e pomodori. Poi abbiamo il famoso polpo con le patate, locale ovviamente, tutto molto buono come sempre, buon appetito. Ci portano anche delle melanzane che non guastano mai, per tagliare un po' i gusti. Qui al tavolo arrivano delle ottime frittelline di gianchetto che ho già provato nell'attesa di fare il video, fettine di pesce ghiaccio ottime, e poi bocconi. In questo caso sono maschi, però ce ne faremo una ragione, li mangeremo lo stesso e sono ottimi. Buon appetito. Queste mazzancolle sono quelle grandi, io le ho viste prima nel vassoio e erano praticamente vive, molto vive. Tant'è che le avrei volute provare crude, ma per esperienza personale so già che divise in due non muoiono e quindi sarebbe stato un problema gestirle, quindi le ho fatte sbollentare e il risultato è questo bellissimo antipasto freschissimo, gli daremo degna copertura. Noi volevamo un po' di polvere rossa di Sardegna, che è botarga grattugiata, che qui è ottima. Non si capisce, non si intuisce bene il colore, comunque bella brunita. Ovviamente la associamo a un bello spaghetto, ci dividiamo uno spaghetto all'arselle, appunto con botarga, lasciata libera al tavolo. E buon appetito, e ci portiamo avanti in attesa dell'astice. Buona serata. Esempio di condimento come piace a me, spolverata lievemente di botarga. Pur di non farci mancare nulla, abbiamo quindi concluderemo con un bell'astice a testa, un'astice a testa, seguita al tavolo. Abbiamo anche sala sarda, quindi olio extravergine d'oliva e limone, poi io rimpinguerò con ulteriore limone che ho qui pronto all'occorrenza. E niente che dire, questo per chi la ristorazione la sa fare e te la propone così comodamente sul piatto, non è male. Buon appetito, chérie. Piatti sardi tipici, quindi sono i guefus, i pabassini e le cose varie interessanti che proveremo insieme a questo bel calicetto di Vinsanto, che vernaccia sarà, immagino in Sardegna si usa la vernaccia, e quindi chiudiamo così. Non so fino a che punto riusciremo a mangiare i dolcetti, comunque li proveremo, e buonanotte a tutti, ciao ciao.